Salve a tutti dal vostro amico Power. Oggi faremo un altro tutorial sempre su Icon, questa volta non sulla Soccer Art ma diciamo su una Hotter Art. Io avrei scelto questi due stock che in pratica sono un po' indeciso tra Cristina Aguilera e quest'altra ragazza. Dai, opterei per l'altra ragazza. Lasciamo questa volta Cristina Aguilera. Tanto mettiamo qui la dimensione al volo. Cercherò, ragazzi, oggi cerco di essere diciamo più veloce possibile, che mi rendo conto che l'altro tutorial è stato abbastanza lungo e vi scoccia anche stare a seguire un tutorial troppo lungo, quindi cercherò di fare il più veloce possibile. Questa è una bella ragazza, cercherò di sottolineare i tratti della sua faccia i più belli, quindi saranno gli occhi sicuramente, il colore della sua pelle che è molto liscio, cercheremo di evidenziarli. Io proverei a evitare le texture e quindi iniziamo a lavorarla. Scusate un attimo, per cosa perché devo ricordarmi. Ora qui iniziamo a lavorare. Intanto vediamo come possiamo migliorare un po' il suo viso. Stiamo dandogli un po' di... no, si perderebbe la sua bellezza, quindi mettiamo solo un 10% giusto per iniziare a essere più un poi cerchiamo di impallidirlo. Sì, indeciso. Perderebbe il colore dei suoi capelli. Però sono molto indeciso. Metterei anche su scolore. E va bene su scolore. Mettiamolo su 30, che può essere già molto meglio. Come l'altra volta, ancora anche oggi, cancelliamo bene sul dove non ci piace. Io ho sempre sul BG di solito, così do una prima focal. Ora noto che così però si perde troppo il colore facciale, quindi opterei per andare così. Do un 50% sulla faccia perché non voglio perdere il colore del suo viso, che è molto bello. Cercherò anche di aumentarlo e di arrossirlo diciamo il più possibile. Ora partiamo subito con delle light, come sempre. Selezionare il bianco e pennelliamo dove ci piace. Pennelliamo anche sulle bocce che sono di notevole grandezza e evidenziarle farà nient'altro che bene alla serie. Vabbè, scusate, all'icon. Poi direi di dare sempre una direzione alla luce, vorrei dare la direzione dove sono i suoi occhi diretti, cioè verso destra, cioè dove ha l'occhio scoperto, far sì che la luce gli vada in faccia e sia una cosa anche carina. Quindi il testo su come schermo deve essere sempre uguale, anche se questa volta vorrei provare con il sovrapporre, duplicarla per il 30%. Sono deciso con schermo lineare, no, schermo troppo forte, mettiamo su 80. Vediamo com'è con e senza luce, che io sono un tipo troppo indeciso forse, però indecisione anche troppa sicurezza può essere una cosa che non va bene, quindi preferisco essere indeciso che troppo sicuro. Allora, ora dopo aver fatto questo tenderei a dare una focal oscurando un po' il resto, quindi prendo questo livello, c'è un magico,
Ecco, io immagino oggi faccio vedere penso che voi anche lo conosciate, rendering, effetti di luce, è un bello effetto, che serve per focalizzare, vabbè, focalizzare sul render, però la luce è molto forte in questo caso. Io sicuramente non andrà bene così, la dovrò sicuramente, no, si può anche sbagliare il punto. Sto facendo davvero schifo. La luce non si mangia di più, quindi questo è più illuminato di quello. Ecco così. Vedete che già è meglio, ma comunque la luce è troppo forte e quindi dobbiamo togliere un po' di opacità. Siamo a 20 là. Perfetto questo. Ora usiamo i nostri pannelli a sfera. Sicuramente in un icon non di Soccer Art sicuramente non tendiamo a usare gli splatter, cioè non di Soccer Art nel senso sì, non di Soccer Art si possono comunque usare gli splatter, ma in questo caso in cui usiamo una donna diciamo tendiamo più ad avere dei tratti delicati e belli che ad andare a dare una bel riempimento diciamo tipo grunge, a sporcarla, tendiamo ad essere più puliti possibile. Qui vabbè sul viso della ragazza, ora mettiamo quella e calotto su sovrappone, la potenza così mi sembra buono, sembra troppo forte e troppo lieve, già differenza delle sinusi. Ora io tenderei a si potrebbe chiuderla subito prendere avanti. Va bene, andiamo subito avanti normalmente perché andiamo a fare una mappa sfumatura in bianco e nero. Aspetta una cosa, in bianco e nero mi piace molto, ma beh, a colori è sempre il suo stile, la sua bellezza che sono tutte un'altra cosa. Non gli fa perdere tanto questo black and white, è tutta o niente. Ora mi devo decidere, cerco di fare il più veloce possibile. Purtroppo questi sono i lenti che si danno quando si fa una sign in diretta. No, mi tengo la segno colore. Ho impatto poco poco con questa roba. Semplicemente è perfetto. Ora facciamo una correzione del colore effettiva, ovviamente. L'unica. Questi rossi accesi danno davvero un bel aspetto al suo viso. Anche il magenta, ma non voglio dirlo troppo. Questo giallo chissà che effetto dovrebbe. Molto bello. Però i tratti delicati della sua faccia devono essere molto più scuri. Così stiamo un po' di bianco. E già il penso più visibile al viso d'oro. Cioè il viso d'oro. Questa magenta puntualmente mi rompe le scatole perché sono sempre indeciso, sono molto forti. Molta differenza. Ora questi saranno sicuramente il colore più importante dopo il bianco, saranno questi gialli, pieni di viso e pieni di gialli. Quindi io tendo qui a sbianchire un po' il viso, che i gialli troppo forti possono dare fastidio alla vista, agli occhi. Sono un po' indeciso. Ancora c'è dire un po' di
veramente più belli. Ora pensiamo ai bianchi, i blu neanche mi voglio andare a lavorare perché non mi interessano proprio. Cioè mi interessano ma tenderei a lasciarli e tralasciarli. E ora la lista, per già ci sta tutto. Oddio che bello. Davvero una cosa bellissima, quindi così. Vedete la differenza tra prima e dopo. La differenza è molto, sì, però ragazzi state sempre attenti. Quando cambiate state sempre attenti perché potreste fare dei cambi sostanziali e rovinarlo, come io faccio molto spesso. Faccio dei cambi che mi sembrano belli e poi gli altri fanno veramente cagare. Quindi sempre attenti. Io direi di finire questa color e chiuderlo. Diminuire il blu sicuramente essere il mio, diciamo, niente. Ok, chiudiamo qui. Arrivederci a tutti, è stato un piacere illustrarvi. Ecco un bel forum dal sito digitale.